Riparte la stagione sciistica in Friuli Venezia Giulia. Da sabato 13 dicembre aperti tutti i comprensori. Novità a Sella Nevea con la seggiovia nuova Gilberti. Si torna a sciare sulle piste di Sappada Forniavoltri, Forni di Sopra Sauris, Ravascletto Zoncolan, Piancavallo, Tarvisio e, da domani, anche a Sella Nevea. Tariffe ridotte e prezzi di bassa stagione fino al 20 dicembre escluso, con ulteriore sconto del 30% nei comprensori di Sappada, Ravascletto Zoncolan e Forni di Sopra Sauris. 21,50 al giornaliero adulto, 7, junior e over 75, gratis il ticket baby. Debutta a Sella Nevea la seggiovia 4 posti nuova Gilberti con relativo tracciato. Aperte anche la telecabina Canin, le piste Prevala, Rifugio Cai 1 e 2. A Piancavallo tutto accessibile tranne la seggiovia Busagrande, i tappeti Caprioli, Bambi, Tremol e le piste Sauc Basso e Caprioli 2, operative solo nel weekend. Nel fine settimana aperte a Forni le seggiovie Vermost 1 e 2, mentre l'area d'Avost rimane accessibile tutta la settimana. Nel weekend aperti a Sauris anche il tappeto e la pista Camposcuola, a Sappada invece le seggiovie Montesiera, Pian dei Nidi, Eiben Col dei Mughi, mentre a Ravascletto, Zoncolan, la funivia Monte Zoncolan, le seggiovie Valvan, Cuel d'Ajar e le piste Zoncolan 3, 4 e Goles. A Tarvisio sempre usufruibili le seggiovie Misconca, dell'Angelo Chopfen, Duca d'Aosta e la telecabina Lussari. Sono più di 500 quest'anno le attività extra sci organizzate in collaborazione con le reti e consorzi locali sull'intero arco alpino.